Siamo certamente a conoscenza che le novità in Sicilia arrivano sempre dopo, ma i primi segnali iniziamo a vederli anche adesso. Stiamo parlando della difficoltà dei centri commerciali in Italia, che decidono di traslocare nei centri storici delle città per intercettare clientele e creare migliori e diverse opportunità. Da circa 20 anni assistiamo ad una fortissima espansione di centri commerciali in tutto il paese, con aziende internazionali e megastore che riempiono ogni giorno ed in particolare fine settimana famiglie e comitive. Pare che stia cambiando anche la mentalità e la metodologia con i centri storici, che diventano sempre più aree dello shopping a cielo aperto. A pagare lo scotto sono i grandi spazi delle periferie che perdono clienti e guadagni. E così i colossi dell'arredamento, dell'abbigliamento, dell'elettronica o dell'alimentare in questi anni si sono riposizionati per intercettare una fascia di acquirenti poco disposta a spostarsi. Negli ultimi 10 anni in Italia sono spariti ben 100.000 negozi. Il dato è del centro studi delle Camere di Commercio, ed allora l'idea di traslocarsi e riposizionarsi. Un fenomeno già sviluppato da alcune capitali europee. Non è un caso che IKEA, il brand svedese che è approdato in Italia nel 1989, ha aperto il suo primo store alle porte del Duomo. Vogliamo essere raggiungibili a piedi con i mezzi pubblici, spiega Monica Corsini, manager di IKEA, e offrire al cliente una dimensione più intima con un servizio personalizzato. Tra gli obiettivi anche quello di intercettare un pubblico più anziano che magari non è in grado di fare ordini sul nostro sito, e un pubblico business con la progettazione di uffici. Vogliamo creare un'occasione di incontro. Alcuni dei nostri clienti del centro di Milano non erano mai stati in un negozio IKEA, ammette, e questa formula ci dà la possibilità di farci conoscere in città dove non siamo presenti con i negozi tradizionali. Un sistema misto, insomma, di Orsini, dove accanto al contatto diretto con i progettisti c'è la vendita online con la consegna a domicilio. Succederà presto anche da noi?